Porsche, Maserati, Land Rover, ma anche utilitarie. Era un mercato di autoriciclette fiorente, quello sgominato dalla Polizia Stradale del Veneto, entrate in azione alle prime luci dell'alba. 3 le persone arrestate, per una emesso l'obbligo di firma. Un'organizzazione internazionale formata da un 60enne residente a Padova, da un uomo di Vigevano, Pavia, e da un 49enne di origine finlandese residente in Liguria. I 3, attraverso una fitta rete di complici, proponevano a ditte in difficoltà economica l'acquisto di auto in leasing. Le ditte pagavano le prime rate, giusto il tempo di permettere la sistemazione per la vendita dei veicoli. Le auto finivano poi in Spagna e Finlandia, prima volta che questo paese si affaccia a un simile mercato, per essere vendute a prezzi molto inferiori a quelli reali. Un vantaggio economico per gli imprenditori che poi denunciavano il furto del mezzo. È chiaro che il denaro era straordinariamente inferiore al valore di mercato, però è chiaro che se veniva ceduto un Cayenne da quasi 100.000 euro a 50.000 euro era un vantaggio importante. Parliamo ovviamente di ditte in difficoltà economiche, parliamo anche di imprenditori che nel corso della nostra attività di indagine abbiamo anche sentito dirsi pentiti o straordinariamente preoccupati di finire in galera. 37 le persone indagate nell'ambito dell'indagine partita a fine 2018 dalla segnalazione di una società di leasing su un Porsche Cayenne acquistato da un'azienda padovana di cui avevano poi ricevuto denuncia di furto. Grazie alla collaborazione con le polizie spagnole e finlandesi, il Porsche era stato trovato quasi subito in Spagna. Da qui il via una serie di attività investigative che hanno permesso di recuperare 11 automobili. Un giro d'affari fiorente che nel Padovano aveva portato al coinvolgimento di 3 aziende. Dalla Polizia Stradale l'invito di prestare la massima attenzione ad acquisti di auto a prezzi particolarmente bassi. Oltre alla denuncia per incauto acquisto si ha sempre il sequestro del bene, quindi la macchina ovviamente viene comunque sequestrata anche se si acquista in buona fede.